Al via stamani l'edizione 2022 dell'ormai tradizionale Passeggiata della Salute organizzata dall'Unità Operativa Educazione alla Salute Aziendale dell'ASP di Agrigento in collaborazione con il Parco della Valle, inserita nell'ambito delle iniziative connesse alla celebrazione della Giornata Mondiale del Diabete. L'iniziativa sportivo-educativa ha coinvolto anche quest'anno tantissimi giovani e meno giovani in un corteo festoso che si è svolto lungo il percorso della Via Sacra. L'edizione 2022 della marcia si iscrive in seno alle azioni di un progetto globale che l'ASP di Agrigento e Prevenzione e Contrasto del Diabete realizza su tutto il territorio provinciale attraverso attività stabili e calendarizzate, ampia la partecipazione di associazioni del territorio, di numerose scuole e di tantissimi studenti che hanno voluto partecipare all'iniziativa. Oggi si festeggia la giornata del Mondiale del Diabete con la passeggiata della salute che vede coinvolti tanti partner, tante associazioni, gli studenti dei vari istituti agrigentini, una giornata importante che l'ASP dedica sempre un particolare attenzione. Ecco, il diabete purtroppo è una malattia invasiva che va avanti, però bisogna con le regole buone dell'alimentazione sapersi proteggere. Il suo punto di vista da medico e da dirigente dell'ASP. Da responsabile dell'Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute dell'ASP, perché non dobbiamo dimenticare che la promozione della salute stimola l'autoconsapevolezza nelle persone, quindi nella popolazione, ormai si parla di comunità, non più nella singola persona, a attuare dei sistemi di prevenzione. Il primo tra tutti per prevenire il diabete è l'attività fisica quotidiana ogni giorno. Oggi è un momento di sensibilizzazione appunto per l'attività fisica. I giovani, si sa, aderiscono anche perché hanno le energie, ma questo messaggio riguarda tutti, perché noi siamo in Sicilia al primo posto per il diabete. Questo perché siamo al primo posto per inattività fisica. Qui stentano a decollare quelli che sono i piani urbani di mobilità sostenibile che dovrebbero vedere dei tavoli in cui la salute, gli enti locali, il terzo settore, il volontariato si mettono assieme per sviluppare dei percorsi di salute differenziati anche per età. Questo lo prevede il piano sanitario regionale. Quindi questo momento vuole essere uno stimolo verso tutti e già infatti il Libero Consorzio ha aderito appieno a questa proposta per intervenire prima che sia troppo tardi, non con interventi spot, ma con interventi quotidiani, con la programmazione, che è una cosa che purtroppo ci difetta. Tra le tante associazioni c'è quella del Soroptimis che partecipa attivamente e fattivamente a questa giornata mondiale del diabete con la passeggiata alla salute. Sì, si stima che un adulto su 10 in campo mondiale sia affetto dal diabete. È una malattia che necessita di grande conoscenza perché non curata genera anche casi di morte. Allora è necessario sollecitare intanto politiche sanitarie adeguate, forte sensibilizzazione e chiaramente noi come Soroptimist siamo qui proprio per sottolineare questo ed aiutare la società in questa difficile lotta, perché il diabete è quasi oramai un'epidemia. Anche quest'anno noi come Agrigento Lions Club Agrigento Chiaramonte, che mi onoro di rappresentare, siamo presenti a questo evento così importante che ormai si svolge da diversi anni. Il tema del diabete è uno dei nostri temi importanti, è uno dei nostri temi a livello internazionale su cui si punta molto, si sta facendo molto. Il livello di ammalati, di colpiti dal dramma del diabete è molto alto e quindi l'attenzione deve essere sempre molto alta e noi per questo siamo presenti e anche oggi noi faremo delle attività di screening con i nostri volontari. Come di abitudine, se voi vi accorgete che siamo presenti ovunque, quando si tratta di volontarietà, quando si tratta di essere presenti per qualsiasi manifestazione sportiva, canonica e tutto, noi siamo sempre presenti, per cui
siamo contenti e felici di essere presenti assieme alla sorella e alla nostra collega. Verranno altre che stanno arrivando, per cui noi siamo pronti alla saturazione, alla glicemia e ai vari presidi che di nostra competenza. E anche la FIDAP è presente con le amiche che qui vede vicino a me a questa importantissima iniziativa. È importante la prevenzione perché è un male questo il diabete, diciamo, è un male subdolo e quindi non si può prevedere, e quindi è bene, occorre veramente con tenacia e con insistenza controllarsi e quindi fare la prevenzione. Ecco perché è importante, anche la FIDAP partecipa a questa importantissima iniziativa organizzata oggi dall'ASP di Agrigento. Oggi presente a questa iniziativa anche il libero consorzio con la protezione civile. Sì, è sempre importante, partecipiamo con grande piacere a questa attività di prevenzione che rientra sicuramente tra le attività di protezione civile, quindi protezione della gente affinché rispetti le regole e principalmente faccia dei controlli e faccia un monitoraggio continuo sulla propria salute. Scuola Milano, noi lo siamo. Bene signora, un attimo, alla fine lei ha deciso di fare il test, era un po' preoccupata, com'è andata? È andata bene, anche se c'era familiarità nella mia famiglia, è andata bene, almeno per il momento. Grazie. Com'è andata? Come sta andando? Benissimo, benissimo, molta gente sta ma nella media, diciamo bene. Ecco, quale deve essere la media del... Ma dai 60 ai 120. Ecco, chi va oltre cosa dovrebbe fare? Cosa consigli di fare? Visitare, andare dal medico curante per farsi scrivere qualche farmaco o farsi dare una controllata.